Invisible Man. Ma che roba, ragazzi! Benvenuti a Scratch, puntuali come un orologio svizzero. Insomma, una serata particolare questa, un po' un inno all'Unione Ciclistica 2000, ma non soltanto, a tutte le eccellenze del Bassanese che anche quest'anno ripropongono una bella 3 serie in pista per professionisti. Era da tanto che mancava, c'era un'esigenza forte da parte veramente del pubblico, degli appassionati di questa disciplina. Poi in qualche maniera cerchiamo di implementare i grandi successi dei campionati europei sia per quanto riguarda le donne ma anche per quanto riguarda i maschi junior, che hanno fatto brillare gli occhi. Allora la pista serve o non serve? Proprio al Tour de France ieri c'è stata una bella diatriba sul fatto che tante volte spesso cascano questi corridori e purtroppo perché non fanno pista. Ebbene anche Saronni, che dall'alto della sua esperienza ha detto negli anni 70 tutti praticavano pista, tutti praticavano ciclocross e faceva bene e non c'erano le cadute che ci sono oggi. Ma ne parleremo con i nostri attori di questa sera, coloro che in qualche maniera hanno in diverse funzioni, diciamo così, lo scettro in mano della pista, a partire da Sergio Bianchetto, che non ha bisogno di presentazioni, campione olimpionico del 1960. Grazie Sergio. Abbiamo un illustre giornalista di testata, Bassanonet, grazie ad Alessandro Ticci. Buonasera a tutti. Adriano Zambon, reduce da una bellissima gara a San Zeno di Cassola dietro Derni. Io ho detto subito, quando ho visto questa iniziativa, ho detto farà scalpore. E abbiamo visto tanta gente. Una conferenza stampa a Rossano per il 26 di luglio, un buon successo come inizio, vero? Grazie a voi, grazie ai giornalisti. E un applauso anche a Adriano Zambon. Poi ci è venuto a trovare, quando abbiamo parlato di pista, era ovvio che colui che negli anni, insomma, la pista l'ha masticata, soprattutto non soltanto a Padova, ma quando era presidente federale ha speso una costola del proprio corpo per poter dare veramente le danze all'Anvi. È stato un miracolo, un progetto che è andato avanti per 4 anni, ha fatto riempire tutti i velodromi d'Italia. Pensate, ne sono partiti 8, alla fine dell'Anvi erano 41 velodromi, tutti quanti funzionanti, grazie a questo, proprio a Raffaele Carlesso. Grazie per essere con noi. Abbiamo anche tanti ospiti, abbiamo alcuni sponsor, alcuni partner, perché quest'anno vogliamo fare una bella cosa, insomma, l'assegnazione della 3 serie, cosa vuol dire? Maglie e sponsor, e di solito le querelle, caro Raffaele, erano sempre quelle che vinceva sempre colui che doveva vincere. Oggi invece tiriamo a sorte le maglie degli sponsor abbinate ai campioni e così poi insieme a Sergio Bianchetto e anche a te Adriano, che un po' di pista ne conosci, andiamo a vedere se sono veramente dei campioni, se Bassano potrà avere titolo da poter dire insomma sta ripartendo con il piede giusto. Lo vedremo da qui a poco. Siamo stati chiaramente anche a Rossano Veneto, tanto per aprire le danze, in presentazione di questa bella iniziativa del Pietro Derni. Una quarantina di atleti si alternano tra gli juniores e cicloamatori, ma cicloamatori per modo di dire, visto che partecipa un certo Gianmarco Agostini, che cicloamatore è tutto tranne che cicloamatore, perché va via come una Ferrari. Insomma, a Rossano Veneto si è presentata proprio la kermesse che andrà in onda il 26 di luglio e quindi tra poco mandiamo le immagini e sentiamo proprio da Andrea Castaldello, l'assessore allo sport, cosa dice di questa bella iniziativa. Credo che Gianni sia pronto, andiamo avanti con le immagini. Cycling shoes. Brink, negozio specializzato in cartucce prestampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Epoca, prodotti certificati,
per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Andrea, assessore allo sport di Rossano Veneto, si parla dei derni, insomma è una manifestazione che si è vista sempre in pista, dietro motori molto spettacolare, forse l'idea vincente che Rossano ha capito, portarli in un centro, ci sono tantissime persone. Sì, riuscire a coniugare lo spettacolo del derni, che è sempre stato uno spettacolo su pista, con un centro di un paese che è sempre stato molto legato al ciclismo, penso sia un abbinamento valido per creare spettacolo, creare un buon seguito di pubblico per una serata d'estate passata in mezzo allo sport, in mezzo al ciclismo, e quindi una novità per il paese di Rossano che speriamo, anzi siamo sicuri che sarà ben recepita dalla gente del paese. Nakano in Giappone ne ha fatto una fortuna, dietro Derni la terza entrata per l'erario, per lo Stato, per l'erario a livello proprio di contributi. In Italia si potrebbe fare molto di più, poi dopo quando vedremo queste specializzazioni e queste specialità sicuramente la gente si farà qualche domanda, perché non farla sempre? Sì, infatti abbiamo già visto che già il ciclismo su pista ricomincia un po' alla volta ad avere seguito sia tra gli addetti ai lavori sia tra chi lo segue anche in televisione, e penso che anche il Derni, che questa attività sviluppata su pista, possa essere maggiormente intensificata con dei circuiti cittadini che vadano a valorizzare uno spettacolo legato al mondo delle due ruote, che però è una novità che può piacere molto alla gente, agli spettatori che sono ai lati delle strade. Andando sul tecnico, biciclette vuol dire fare anche biciclette su pista, anche la Wheeler ha un target particolare per la pista, insomma anche là ci potrebbe essere un buono sviluppo. Sì, sappiamo che attualmente la pista è una nicchia della produzione di biciclette, però negli ultimi 2 o 3 anni si vede un'evoluzione anche in Italia di queste richieste di prodotti, perché il vivaio giovanile ricomincia ad allenarsi su pista, e penso sia un dato importante per far sì che il movimento giovanile porti poi a dei nuovi campioni su strada, e altre nazioni ci stanno insegnando che questo è il passo giusto per avere nuovi campioni di ciclismo. Tanto è vero che negli europei insomma hanno brillato molti uomini, molte donne in pista, quindi credo che sia la strada giusta. L'appuntamento è per il 26 allora di luglio. L'appuntamento è per il 26 luglio alle 20:30 nelle strade del centro di Rossano Veneto, e vi aspettiamo numerosi. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Grafiche Gabbiano, da più di 40 anni al servizio delle arti grafiche. Grafiche Gabbiano è leader nella progettazione e stampa di dépliant, cataloghi, riviste, cartelli, vetrine ed espositori. Le Grafiche Gabbiano, munita di una Heidelberg CD elettronica a 5 colori, la quale può soddisfare qualunque esigenza di stampa grazie alla nuova tecnologia del computer grafica. Le Grafiche Gabbiano è anche packaging d'autore grazie al reparto di confezione e rilegatura all'interno. Siamo a Bassano del Grappa, in via Giorgio Ferraro 17. Dal 19 al 21 luglio torna la 3 Serie di Bassano. I migliori pistar del mondo si contenderanno il Gran Premio Città di Bassano, trofeo LSMD. Non mancate all'appuntamento più importante dell'anno, con i professionisti delle due ruote. Nelle serate dal 19 al 21 luglio non prendete i pesi. Vieni al velodromo Rino Mercante. Le luci dello stadio di Bassano ti illumineranno la strada. E un lampo giallo-rosso illuminerà Bassano. Lo vediamo da queste due dolci fanciulle, è una vecchia conoscenza nostra. Tanto salutiamo Franca Lovisetto, quindi Event si occuperà anche delle Miss quest'anno, 15? Ah però, 15 ragazze, tutte bellissime. Vogliamo dire chi è passato da Bassano? La Gloria Zanin, la Silvia Toffanin, che oggi ha trovato sistemazione, sì, poi la Elisa Bagordo e molte altre. Molte altre, quindi certo. Bassano è un trend inconfondibile. E Alessandra Gazzola, che di solito la vediamo nelle classifiche del Gran Premio Comunità Montana, ma chiaramente a lei piace stare dietro le telecamere, è un po' sprecata per la verità, perché lei oltretutto è anche molto bella, quindi un applauso.
Bene, Grazie. allora Sergio, iniziamo tra poco con il discorso delle maglie di questa, insomma, è una lotteria. Abbiamo preferito fare così perché di solito nelle 6 giorni anche tra sponsor ha vinto quello perché chissà ha dato di più, qua non ce frega niente, insomma penso che sia una buona iniziativa. All'estero si fa così, chi ha lo sponsor migliore ha il corridore migliore, naturalmente così in classifica. Così vediamo quest'anno magari lo sponsor migliore con la coppietta scarsina che va bene lo stesso, che farà successo. Però poi dopo lasciamo al fatto. Allora si prosegue 3 sere che in pratica prende il testimone da Pordenone. Non ci sono più i grandi soldi di una volta, però si riescono a fare lo stesso le cose. Ma quest'anno abbiamo un cast di corridori mai avuti ultimamente. Diciamo Marvulli, 4 volte campione del mondo, Viviani della Liquigas, che è l'unico italiano che va alle Olimpiadi, Ermetti De Marchi dell'Androni, De Marchi rivelazione del Giro d'Italia, poi Perez campione olimpico a Pechino, quindi Ciccone, Guardini che ha vinto 10 corse, quindi quest'anno Guardini della partita, credo dopo gli altri componenti sono tutti ragazzini più giovani, Alberio, abbiamo Trillini e l'altro argentino, quindi abbiamo 2 coppie svizzere, credo che il successo sia assicurato. Bene, Alessandro, da cronista, da giornalista mancava da un po' di anni questa kermesse, insomma in qualche maniera, però si sente un po' la volontà di creare un po' eventi sportivi. Ti faccio questa domanda, sai perché? Io so che hai 2 figlioli che sono uno più incantevole, no, bravi, uno più bravo dell'altro, nel senso che so che denunciano anche molte volte nei loro minifilm i comportamenti eccessivi dei giovani, dove i giovani chiaramente nutrono altri tipi di aspettative nel divertimento, i bar, gli spritz e quant'altro. Quindi credo che si senta un po' l'esigenza di portare i grandi campioni, i grandi nomi. Ma assolutamente, è un evento che ci voleva. Il territorio bassanese in realtà è ricco di associazioni, società sportive, però è anche ricco di una storia che rischia di finire in naftalina se non ci sono manifestazioni di questo tipo. E mi riferisco soprattutto al ciclismo, è il nostro sport, è lo sport del Veneto, è lo sport che abbiamo tutti nel DNA, c'è chi può essere esperto, chi non sapere niente, ma quando innanzitutto su strada passa una corsa ci fermiamo tutti. In pista osservare dal vivo questi campioni, soprattutto in un anello come quello bassanese, è bellissimo, un anello grande, la visuale è importante e come dire anche in base a quello che abbiamo già un po' saputo, poi sicuramente tu ci darai qualche altra informazione, sono anche eventi collaterali che rendono ancora più vivace questa manifestazione. Il mercante ha bisogno di ritornare nello spirito dei bassanesi, perché è il nostro impianto e questa pista mondiale deve tornare ad avere quel nome che ha. E speriamo che quei fari non si spengano mai più, caro Raffaele Carlesso, che lei nella vita ha dedicato gran parte nella passione alla pista. Beh, la pista in particolare, ma il ciclismo in generale, la pista per me mi ha lasciato dei ricordi meravigliosi, proprio quando, per esempio nel 96 ad Atlanta, abbiamo fatto veramente dei successi meravigliosi da tutte le specialità, perché siamo venuti a casa con 7 medaglie, 4 d'oro, 2 d'argento e 1 di bronzo. Irripetibile, ma avevamo dei campioni veramente meravigliosi. Primo fra tutti Silvio Martinello, che è di casa, è cresciuto a Padova, ha frequentato la pista di Bassano. Sì, a Padova però credo che, insomma, a Padova se ne sono ancora Castagnaro, Donato, campione europeo, insomma sfornano ancora tanti talenti. Sì, a Padova è sempre ben frequentata la pista, anche perché c'è un ambiente, c'è il comitato regionale, eccetera, e allora i corridori, gli atleti, i dirigenti soprattutto, quella è la forza dell'attività su pista. Noi non dobbiamo imporre al corridore, alle società, no, devono essere le società che decidono. E qui bisogna essere bravi a convincere i dirigenti. Ma secondo lei come mai da juniores ancora c'è uno zoccolo duro, ci tengono i ragazzi, poi dopo li perdiamo e proprio abbiamo visto al Tour de France tutte queste cadute. Adesso Wiggins sta diventando un po' la figura emblematica della pista, tutti quanti faceva pista, ma insomma non è che lo diciamo da 30 anni. Beh, adesso i tempi sono cambiati rispetto a 30-40 anni fa. Allora, come diceva anche Sarone ieri, appunto nelle piste a 6 giorni, eccetera, c'erano i grandi campioni che facevano, cioè tiravano gli sportivi. Adesso
le grandi nazioni che svolgono ancora attività su pista fin dalla nascita dei ragazzi è l'Australia innanzitutto, l'Inghilterra e la Francia, dopo tante altre come l'Italia si è un po' persa, ma speriamo, adesso abbiamo dei campioni che già Bianchetto li ha citati, da Guardini al Viviani all'Alberio eccetera, cito dei nomi così, che hanno sempre fatto pista a Verona Pescantina, altra pista dove è ben frequentata dai tecnici, dalle società, e da lì escono i corridori. È una scuola di vita, fra virgolette, nell'ambiente del ciclismo, frequentare la pista, perché si impara, i ragazzini imparano a fare i corridori, a smaliziarsi nelle volate, eccetera. Adesso tutte le cadute avvenute al Tour, adesso non si può dire no, assolutamente. La colpa è perché non hanno... Lì purtroppo la colpa è un'altra, perché i corridori negli ultimi 4, 5, 6 chilometri al Tour tutti vogliono essere davanti, di conseguenza basta che si tocchino un attimo, vanno a 60 a 70 all'ora e saltano per aria. Andiamo qua, più bello il Tour o il Giro? Beh, il Tour è tutta un'altra cosa, insomma. Il Tour è l'unica manifestazione che si fa tutti gli anni, ovviamente, come il Giro d'Italia, che però è seconda soltanto all'Olimpiadi. Il Tour, come interesse pubblicitario... È una macchina tremenda. È una macchina tremenda. Io sono andato 2 o 3 volte negli anni passati ed è un ambiente, una roba che fa spavento, uno prende paura. Vedere il giro di personaggi, di gente, quello che c'è al Tour de France. È importantissimo. Speriamo che il Giro d'Italia, che a me piace più come disegnato, possa arrivare a quello del Tour. Adriano, abbiamo appena lasciato la conferenza stampa di Rossano, insomma la prossima gara è proprio a Rossano, allora il 26. 26 di luglio, giovedì, inizieremo alle 20:30, partiremo prima con Juniores, nell'intermezzo tra le batterie e i recuperi faremo partire anche i cicloamatori, sarà un grande spettacolo. Il circuito, grazie al sindaco Gilberto Trevisan e l'assessore allo sport, che abbiamo visto nelle immagini prima, l'assessore allo sport Andrea Castaldello, l'abbiamo ricavato nel centro storico di Rossano Veneto. Volevo portarlo davanti all'azienda Viglia Triestina, ma ha detto siamo un po' fuori, certo. anche l'assessore allo sport. Perché è un tipo pista poi. È un tipo pista, quindi nel centro storico le stradine sono un po' strettine, allora, tra poco manderemo foto Bolgan, così poi dopo andremo avanti con la nostra estrazione. Cosa pensi di questi corridori che ha citato prima? Guarda, sono i migliori che sono attualmente nel giro delle piste. Purtroppo diciamo, con la dipartita di Martinello non abbiamo più grandi campioni. Martinello è stato l'ultimo grande interprete della pista. Adesso speriamo che i giovani tipo Viviani, tipo che abbiamo accennato prima, riescano a fare dello spettacolo, perché in pista alla 3 sere o alla 6 giorni quello che conta è lo spettacolo. Spettacolo nel senso di creare le volate, gli sprint, che la gente si senta coinvolta. Benissimo, adesso mandiamo in onda foto Bolgan, vale a dire Sport City, la nostra collaborazione oramai già si è instaurata da qualche mese, degli scatti veramente d'autore, scherzando insomma mica tanto, dico che forse il figlio di Francesco è più bravo, perché sa cogliere dei momenti che a me emozionano tantissimo. In altre puntate abbiamo detto quanto la telecamera sia più distratta rispetto a un click e quanto invece un libricino che va a raccontare le varie gare del Triveneto e non solo possa essere contemplato con una certa passione, anche con una certa, diciamo così, bellezza, perché ti fa riempire gli occhi vedere queste fotografie, puoi stare esattamente tutto il tempo che vuoi a contemplare questa o quella fotografia e quindi ti dà la dimensione di quello che è veramente il ciclismo. A volte veramente il ciclismo è una frazione, un millesimo di secondo, e in quel millesimo di secondo sono racchiusi veramente i veri campioni e i veri talenti. Quindi Sport City, foto Bolgan.
Ben rientrati in studio. Abbiamo detto a inizio trasmissione un lampo giallo-rosso, sono i colori di Bassano del Grappa che trionferanno, chiaramente saranno messi in evidenza in questa 3 sere dal 19 al 21. Ecco, una chicca sarà quella che giovedì prossimo con Scratch andremo in onda puntualmente con l'overture di questa kermesse della prima giornata, ma poi il sabato successivo ben 3 ore di diretta dal velodromo Rino Mercante su Treviso 1, quindi tutti là sul canale 642, visibile anche in tutto il Friuli, quindi un bacino di utenza di circa 8 milioni, non sono pochi, e quindi questi momenti, caro Alessandro, ben che venga, insomma. È importante che le persone che non possono venire a Bassano riescano a vedere tramite il video questo spettacolo. E poi dopo le dirette web, perché anche quello ci sta, oramai il futuro si sa. Assolutamente. Gilberto Trevisan, siccome si è arrivato in ritardo ti abbiamo messo in seconda fila, alzati in piedi, un applauso. Allora abbiamo visto la kermesse che andrà in onda il 26 di luglio. Tu fai questa cosa qua perché sono sicuro che vorresti avere nel tuo comune un velodromo coperto. Tocchi sempre un tasto. Allora, io faccio l'amministratore, no? E come io mi devo preoccupare a trovare le strutture, fare le strutture, creare le condizioni perché le cose si facciano. Poi io non sono mica un professionista nell'organizzare. Poi sì, avevamo una manifestazione che l'abbiamo spostata al 26, ben venga, ho trovato un collaboratore che me l'ha proposta e diciamo che la sta organizzando anche bene, sono soddisfatto, sono contento. Per quel che mi riguarda, ripeto, da amministratore io devo creare le condizioni perché si facciano le cose. Uno mi fa una proposta e mi dice cosa vuole fare, io capisco se il mio comune è in grado di recepire quel tipo di proposta e quello che posso fare, io mi impegno sempre al 100%, ce l'ho per natura. Non è un miracolo pensare a un velodromo a Rossano? Ma io ci continuo a pensare continuamente, ti dirò anche di più. In quell'area dove l'avevamo individuata e l'abbiamo individuato, io sono convinto che è l'unica area strategica del Bassanese per fare una struttura di quel genere. Dirò anche di più, ho messo a disposizione 2 lottizzazioni di proprietà comunale per diventare io stesso proprietario di quell'area là. Perché oggi la trattiamo con terze persone che hanno condiviso il progetto. Però mi sto chiedendo che se io diventassi proprietario dal momento che ci sono dei discorsi in atto, mi sarebbe molto più facile essere padrone di quell'area e gestirla come mi pare e piace. Ripeto, io metto a disposizione, poi sono progetti grandi, grossi, enormi. Certo. Rossano non è un paese quello che è, ma comunque un paese che dà delle soddisfazioni. Certo che poi mi ci serve l'aiuto di tutti, compresa la federazione, compreso le aziende, compreso tutti. Però l'importante è su queste cose bisogna crederci. E chissà che... Io, onestamente, per il mio paese ci ho sempre creduto e continuo a crederci. Guarda, un applauso di incoraggiamento. Grazie a Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, stai qui con noi. Adesso, allora, chiaramente, ogni promessa è debito. Inizieremo con la Dolce Sofia, un'altra piccola valletta, è una piccinina questa, fategli un applauso. Cominciamo l'estrazione delle coppie che andranno abbinate agli sponsor, quindi... coppie corridori abbinati allo sponsor. Partiamo subito con uno interessato, questo è Ivan Team, delle grotte di Oliero e di Ivan Team, che prende i 2, guardate che li ha presi, quei 2 adesso li riportiamo così, sia la Sandra che la Franca diranno il nome della prima coppia, poi se vuoi fare anche un altro giro al signor, un altro sponsor, che in questo caso si tratta di Rem Device, prende altri 2 nomi, microfono, ragazzi siamo così alla buona, in famiglia, dammi qua, presi, controllate con le telecamere. Allora, prima coppia? Marvulli Viviani. Ecco. Abbinata alla maglia del signor Cornale. Un applauso, guarda, questo è proprio, quando si dice, insomma, vabbè, un applauso, altre 2. Tirate a sorte da Gobbato, Paolo Gobbato, che oltre ad essere vice sindaco di Pove, dove noi abbiamo lo studio, è anche sponsor della Rem Device. E vediamo chi tocca la fortuna. Ermeti De Marchi. Bella coppia questa. La maglia Hotel ai Cavallini. Mamma mia ragazzi, un applauso. Felix Zanata, presidente del Veloce Club Bassano 1892, che dopo voglio anche da lui un commento, ha preso le 2. Facciamolo vedere anche in telecamera, ragazze.
Allora, Martinato Longo. E la maglia è la Work Service Group. Beh, Martinato Longo è una bella coppia, o sbaglio? Di giovani. Timbrilla. Insomma, però, un applauso anche alla Work Service. Rino Piccoli, già presidente del non Veloce Club Bassano nell'anno del mondiale, perché era Germano Vialetto, ma è stato il presidente organizzativo e poi per tanti anni anche presidente del sodalizio bassanese. Altra coppia, qua ci andrebbe la musichetta, sai, quella lì. Buttazzoni Coledan. La maglia è della Ursus. Quindi un applauso. Allora, intanto volevo un commento da Felix Zanatta, perché insomma sei qua e siccome c'è anche una coppia che ti riguarda, è una sorpresa ma un po' l'avevi subdolata, e insomma credo che per il Veloce Club Bassano, cioè Bassano forse rispetto ad altre porte, ad altri siti, non c'è questa animosità di due società, perché poi dopo l'UC 2000 è una costola del Veloce Club Bassano e credo che abbia sempre avuto rispetto di questa società. Da sempre il Veloce Club, almeno da quando sono presidente io, ho avuto modo di collaborare in maniera fattiva con l'UC 2000. Abbiamo fatto anche delle cose insieme, c'è il massimo rispetto ovviamente, e benvengano queste manifestazioni, visto che ormai, come dicevi tu, le risorse sono quelle che sono. Sono passati un po' gli anni in cui il Veloce Club poteva fare tutto. Io dal 2007 sono presidente del Veloce Club e ho sempre sostenuto chi vuole fare ciclismo nel Bassanese. E noi come Veloce Club possiamo fare l'organizzazione della Bassano Montegrappa, abbiamo rimesso in piedi lo sviluppo del settore giovanile e di più difficilmente riusciremo a fare. Fare una Bassano Montegrappa penso che sia quasi come, anzi senza quasi una Tresere, voglio dire. Sì, ecco, per cui noi come Veloce Club vediamo assolutamente di buon occhio tutte le manifestazioni e auguriamo i migliori successi. Ti rosica che Romano Cornale ha preso Marvulli? No, è bene che Romano Cornale, che è un amico del ciclismo, prenda. Questo deve pagare da mangiare a tutti, perché veramente ha avuto una botta di culo esagerata, Un altro applauso Romano, va. Abbiamo il telefono, pronto? Pronto? Buonasera a tutti gli ospiti, sono Massimo Levorato. Work Service Break, grazie, un applauso caro. Ecco. Massimo, che piacere averti. È un piacere mio intervenire nella tua trasmissione, sai che ti seguo e mi fa piacere vedere che vi siano queste trasmissioni locali, come definivi tu prima, certo. Anche così caserecce, e ci metto dentro con un po' di civetteria anche Teleciclismo e la tua Scratch, che si occupano di questo ciclismo minore, giovanile, e anche di iniziative nel territorio come questa del velodromo di Bassano che tu stai promuovendo in questa trasmissione. Io la promuovo grazie anche a voi, Massimo, piano, bisogna sempre dare a Cesare quel che è di Cesare. Io sono un buon ricamatore se vuoi, però se non ci foste voi, insomma, voglio dire, staremo a carte 48. Ma sai, è un po' difficile, il mondo del ciclismo negli ultimi anni ha subito un po' l'allontanamento di alcuni nomi che erano interessati a prendere parte alle iniziative. Credo che il lavoro che si sta facendo ora, cioè quello di avvicinare i giovani, io mi ci metto per primo perché mi rivolgo a queste società di ragazzini, cerco di così appassionarli anche con un bel movimento di colore e di marketing, no? Se lavoriamo tutti in questa direzione raccoglieremo dei frutti nel giro di qualche anno, insomma. Massimo, prima ti voglio fare una domanda, ma ti voglio fare un applauso perché Donato e Castagnero hanno fatto brillare gli occhi. E Donato Alban, anche Castagnaro è un atleta di indubbio valore che mi piaceva un sacco, ma non sono riuscito a portarlo a casa mia. Però hai Donato che insomma ha fatto grandi cose. Sì. Quindi facciamogli un applauso, perché tu credi anche nella pista. La domanda che ti voglio fare è un po' cattivella, Massimo, perché io ho assistito alla tua presentazione e devo dire la verità, quando una cosa è bella, è un po' come queste due creature, sono belle, bisogna anche condividere la bellezza. E quello che a me ha dato fastidio, ma mi dà fastidio sempre,
quelli che criticano, guarda che sfarzo, guarda che quanti soldi, no? Se fosse stato l'hockey, soltanto nell'hockey sanno fare questo. Una volta che uno nel ciclismo ci smette dei soldi suoi, fa una cosa bella che fa brillare gli occhi a tutti, che sono un modello, sentire anche queste critiche a me mi girano le balle, va bene? E quindi ti volevo chiedere tu cosa pensavi, il ciclismo sempre criticone? Ma io non mi sono curato molto di queste voci e di queste, ma tu sei signore, io no, di questi pareri. Anche perché ciò che è stato fatto con uno scopo ben preciso, e ribadisco, è quello di appassionare quei ragazzini fin dalle categorie giovanili e dai giovanissimi a un movimento di un certo tipo, a un certo tipo di organizzazione. Abbiamo abbinato anche delle raccolte fondi per associazioni no profit, quindi sai, la festa aveva un senso totalmente diverso che culminava poi con la presentazione del team, ma non c'era certamente la volontà di sfarzo, c'era la volontà di raccogliere quelle 5, 6, 7 società alle quali io do dei contributi per tener vivo il ciclismo del nostro territorio, perché su Padova io ricordo quando mi sono riappassionato c'era non un buco ma una voragine. Così abbiamo cercato di riunire le forze con tante piccole società, alcune sono rinate e quindi sai, mi sento davvero sereno del lavoro sin qui è stato fatto. Guarda, io di solito con l'avvocato Vittorio Bottoli lunedì sera facciamo una trasmissione sugli incidenti e sulle stragi del sabato sera, no? E allora si dice che anche salvare una vita, togliendola dalla strada, ma salvandola proprio dai vizi dei lunghi fine settimana, si ha diritto ad avere un albero dei giusti a Gerusalemme, no? E quindi io condivido in pieno la gente come te, ma anche un po' come me, devo dire la verità, non sono un falso ipocrita, perché facciamo delle cose come tutta questa gente che è in questa sala, e comprese anche le persone che sono al teleciclismo, riescono a dare delle opportunità ai giovani che sono diverse da quelle dei lunghi weekend da paura, dei lunghi weekend di spritz, quindi dare delle opportunità di sport, e tu so che l'hai fatto non soltanto con i tuoi atleti, e so anche quali atleti, con quale amore li hai tenuti dentro la tua società. Io ti faccio non soltanto i complimenti, ma sappi che tu avrai sicuramente, come tanti altri in questa sala, un albero dei giusti, perché sicuramente hai dato delle possibilità, e io questo ti faccio un applauso. Sei molto gentile. Devo metterci anche un pizzico di civetteria, c'è anche la voglia di un sano agonismo, quindi sai, i risultati fanno indubbiamente piacere. È vero che poi, sai, tanti ragazzi che sono militati nelle nostre fila poi magari sono anche venuti a lavorare con noi in ditta, quindi questa è una soddisfazione, radicare un rapporto nel tempo. Evviva l'agonismo sportivo piuttosto che l'agonismo di bere 7 spritz uno dietro l'altro per farla spaccata. Sicuramente. E quindi, allora ti vedremo per la lunga diretta sabato? Senz'altro. Ti aspettiamo al non voglio rubare spazio ulteriore ai tuoi preziosi ospiti che saluto. Beh, insomma, della tua coppia sei contento? Sono una coppia di giovani, però mi pare, Sergio, vanno sti due. Insomma. Ma meglio Marvoli Viviani. Sono contento, abbiamo raccolto un qualcosa di importante. Considera che siamo andati nella direzione della pista, sacrificando molto l'attività su strada. Sono contento di questo, ci ha premiato questa bella prestazione europea. Grazie infinite Massimo. Buonasera grazie. a tutti. Buonasera a tutti. Non ti sento. Perché è collegato con me, perché Sergio voleva fargli una domanda, ma te la farà in privato. No. Una coppia Donato Alban, ma non si può. Appunto la federazione Mazzoni no, ma c'era in previsione. Ma come mai una volta si poteva? Ciccone mi ricordo che è esordito da Juniores. Ma perché c'è il mal di gola? Non si può? Cambiano i regolamenti. Cambiano i regolamenti. E vai, continuiamo. Dolce Sofia, fai vedere il biglietto alla Scicon. Qua abbiamo una rientry. Massimo Lucio Fantin, figlio del nuovo titolare, che è il papà del nuovo titolare Massimo Fantin della Scicon, la quale in pratica assegnerà la maglia dei titoli giovanili della Scicon proprio all'interno della 3 serie di Bassano. E ci va il microfono, Rino, capisco che ti piace il microfono, però dobbiamo spostarlo. Qua siamo tutti alla buona. Perez Masotti. Panni. Oleodinamica Panni, alla faccia, anche qua un bel applausino, so che ci segue. Altro giro, passiamo, fai da sindaco, va, che così prende una e una.
Romano Cornale, che Peroz. Un applauso alla Sofia, che è la prima esperienza, guardate che bello. Consacriamo una 3 sera, ricordiamo, amici sportivi, che vi vogliamo vedere tutti al Velodromo Rino Mercante dal 19 al 21 di questo mese. Ciccone Guardini. Maglia GSG. Maglia GSG, un applauso a Simone Fraccaro. Ciccone Guardini, che coppia è? Ciccone è il campione d'Italia dell'Omnium, Guardini ha vinto 10 corse, in pista è stato campione d'Italia di velocità, quindi una buona coppia. Ci sa fare. Fino adesso cosa ti sembra il carnet degli atleti, Carlesso? Ti pare buono? Ma indubbiamente, perché abbiamo veramente degli atleti che vanno per la maggiore nell'ambito di coloro i quali frequentano la pista. Lei verrà a trovarci alla 3 sera oppure no? Certo. Ah, sicuro? Io non manco mai. Va bene, noi l'aspettiamo. Anche se non sono dirigente. Vabbè, cosa c'entra? Frequento abitualmente l'ambiente del mondo. Ma la presidenza onoraria non dovrebbe esserci dopo che uno ha fatto tanti anni? No, non mi interessa. Ah, non interessa? Le società lo sanno, io ho messo a disposizione la mia esperienza, se mi vogliono faccio il presidente. Ma lei sarà anche vecchio, ma sempre così... Onorario, non serve niente. Non serve niente onorario. Ma no, non è detto, io non la penso così comunque. Un applauso a Carlesso lo stesso. Ce lo teniamo buono. Altro giro, Romano Cornale, prendi 2 pasticche, va, quelle giuste, Una e una, fate vedere. Non c'è trucco, non c'è inganno. E ricordiamo che poi dopo, sembra pilotata, no, ricordiamo che poi dopo la Bassano Montegrappa andrà in onda la settimana successiva, felicitazioni, ne parleremo, quindi buon momento per far propaganda anche. Vediamo le 2 madrine cosa dicono. Malucelli Damiani. Veloce Club Bassano. Un applauso, state attento, sto Malucelli Damiano. Sono 2 ragazzi emiliani, corrono con la Gazzera Videa, quindi... Insomma, non sono proprio di primo pelo. No, hanno corso già l'anno scorso la 3 serie di Porto. E vanno bene. Benissimo. Ma tu pensi che per forza Marvulli Viviani dovrebbero vincere la 3 serie secondo te, oppure ci può essere qualche outsider? Ma io credo che Perez, campione olimpico, corre contro Viviani alle Olimpiadi, non è che qua viene a correre a favore. Qua. Può essere un motivo anche questo una 3 serie per assaggiare, insomma, l'Olimpiadi non è che capita tutti gli anni, quindi anche viene proprio appena. Ma se Viviani ha fatto l'altura e poi è andato in Polonia, che sta facendo il Giro di Polonia, poi viene in pista e poi va alle Olimpiadi, quindi ha fatto altura, il Giro di Polonia su strada, il fondo e la finitura qui a Bassano e Pordenone. Ecco, cosa pensi, dice, tu da cronista, da giornalista, perché bisogna esportare le bellezze. Qua abbiamo Sergio Bianchetto, campione olimpionico del 60, vabbè, tu dici del 60, chi se lo ricorda, però è campione olimpionico. Cercare di sponsorizzare le cose belle della pista. Qua abbiamo visto questi atleti, no? Se noi paragonassimo la Formula 1 e il calcio avremmo la Champions League. Come si può fare per far capire alla gente che è uno spettacolo d'altri tempi? Bisogna fare in modo, e ripeto, bisogna avere il coraggio di fare queste cose. Voi lo avete, di portare nuovamente sul campo queste cose. Poi l'interesse cresce progressivamente. Veramente, io non sono un esperto di ciclismo, ma sono un appassionato, mi piace guardare il ciclismo e mi piace sapere che nella mia città torna una manifestazione di questo tipo, con atleti che magari ai non addetti ai lavori sono meno conosciuti dei Colinelli o dei Martinello dell'epoca o dei mitici Bianchetto, Beghetto, che ancora noi, io me li ricordo ancora, io c'ero già quando lui, ma avevo un anno nel 60, però sono nomi che restano, Massimo Levorato, che abbiamo appena sentito, sta investendo molto sui giovani e sta investendo molto anche sulla pista, Raffaele, e sta raccogliendo dei frutti. Levorato è un personaggio eccezionale perché non è che lo faccia per pubblicità, eccetera, lo fa perché è veramente un appassionato, cura l'attività giovanile fino agli juniores, anche se ha forse un pensierino fra qualche anno per passare più in alto, ma l'attività degli allievi tramite altre società satelliti e soprattutto l'attività juniores, che è la categoria più importante del mondo del ciclismo, perché è la categoria già inserita nell'attività internazionale, ma sono 17enni e 18enni che vengono dall'attività giovanile e che si affacciano all'attività dilettantistica e professionistica. È un modello, ne abbiamo tanti di modelli, abbiamo anche l'Unione Ciclistica Giorgione, ne abbiamo tante di società, però i modelli non vanno criticati secondo me, vanno messi in bella vetrina. Ma certo,
Certo, ma l'Evorato, moltissime altre società, grazie a loro, se il ciclismo, soprattutto nel Veneto, va avanti e bene, perché con i loro sacrifici, le difficoltà che ci sono, burocratiche, responsabilità, eccetera, però abbiamo la fortuna di avere una rete di società veramente importante che seguono il ciclismo con passione, entusiasmo e tirando fuori anche i quattrini. Che non guasta, un applauso. Adesso, dolce Sofia, facciamo fare un altro giro a questi due signori qua, uno è Dionisio, prendi un biglietto, anche l'altro, e consegniamo, e andiamo a vedere chi sarà la coppia. Allora, il Veloce Club Bassano ce la siamo sistemati, Hai scritto la coppia, adesso, poi te lo chiedo, senza microfono non puoi parlare. Fusar Alborn. Alborn, svizzero. Autofficina Sandri. Un applauso, questa che coppia è, Sergio? Ma Alberio è un corridore che era all'altezza di Guardini Viviani, si è un po' perso, ha avuto degli incidenti, adesso sta ritornando, ha corso da professionista un anno, ha provato, sta recuperando, l'ho visto ieri sera a Fiorenzuola, comincia ad andare bene. Fiorenzuola sta andando alla grande, mi pare. Sì, 18 coppie, buoni. Andiamo avanti con le nostre cose, dai. Brava Sofia, un altro giro. A quanto siamo arrivati, ragazzi? Il tempo ce magna. Chi era lo sponsor ultimo? 8 coppie, ancora 8 da assegnare. Questa è una bella situazione, Raffaele, quella di andare così, a estrazione. Almeno in questo modo nessuno può reclamare, perché fare... Io ricordo che sempre sono state le contestazioni. È logico, perché magari a qualcuno potrebbe non andare bene, invece in questo modo si fa il sorteggio e nessuno può reclamare. Vediamo? Gadai e Delestel. Maglia? Selle SMP, ricordiamo, questo è lo sponsor, diciamo il titolare del trofeo. Stelle è professionista con la Colnago, quindi vecchia conoscenza. Quindi trofeo Selle SMP, che facente parte proprio del Gran Premio Città di Bassano. Altro giro, passa pure dietro, di nuovo Ivan Team, un applauso all'Omino Team. Poi dopo vi faremo una domanda a Ivan, ma più sul settore naturalistico, visto che è considerato che stiamo veramente buttando via il nostro patrimonio naturale, il nostro patrimonio naturale. Andiamo a vedere. Mengardo Tiozzo. Maglia La Fonte. La Fonte, questo Tiozzo mi pare che è un giovane. Sì, sono della Padovani, credo la prima esperienza di 3 sere. Però ha corso in pista. Cioè, i più sfigatelli questi qua. La Fonte vorrei dire. Vuoi fare? E mica... Allora, dammi il microfono che voglio fare una domanda, intanto così per interrompere, proprio a Ivan Pontarollo. Tu sei stato campione europeo di canoa, vero? Ho fatto 5 mondiali. Carriera, vero? 5 mondiali di canoa. Adesso sono dirigente anch'io, presidente di una società sportiva, quel campione del mondo juniores. Abbiamo una fucina di giovani, cerchiamo di comunque creare il Valbrenta Team, curare e far crescere i ragazzi della Valbrenta nel mondo sportivo. Allora, il ciclismo ha le sue lacune, strade pericolose, la pista chi la vuol fare, c'è chi non la vuol fare, ma anche con la canoa e con il rafting ci sono dei problemi. Il Brenta sta subendo delle minacce, secondo te? Ma ci sono un eccesso, sfruttamento delle risorse idriche dal punto di vista idroelettrico, è un grande business attualmente e ci crea grossi problemi all'ambiente naturale, togliendo l'acqua praticamente ai fiumi, distruggendo l'ecosistema fiume, e in questo caso nel nostro territorio con 5 già centrali che ci sono sulla Valbrenta ci tolgono quell'unico tratto di 6 km di acqua costante che abbiamo, che ha comunque creato una cultura e una storia dello sport fluviale. Pensiamo all'eccellenza Ferrazzi, che è diventato campione olimpico e medaglia di bronzo a Sydney, ma non solo, Robert Pontarollo e tutti gli altri ragazzi che hanno comunque trovato uno spazio, un lavoro nella forestale o nella marina militare o nelle fiamme gialle. Grazie al fiume Brenta. Allora, grazie al fiume Brenta. Alessandro, una breve parentesi di cronaca. Io mi sono anche un po' interessato e documentato dello sfruttamento dei fiumi, soprattutto per i danni, chiaramente
le trote, gli avanoti, insomma ci sono molte specie autoctone, no? Indigene, ma proprio a livello di cambio climatico, perché se si fanno i rapporti, quello che climaticamente può portare il Brenta in questione di aria, clima, cioè proprio microclima, prende una vasta zona che è spaventosamente grande, quindi muterebbe e muta anche il clima a seconda di meno portata o più portata dell'acqua. Certo, il Brenta è un'oasi meravigliosa, abbiamo una fauna nel Brenta che conosciamo pochissimo, una fauna autoctona, pesci, certo, volatili, incredibili. Certamente, ultimamente, quando ad esempio io scrivo del Brenta sul portale che dirigo, non scrivo di rafting o di natura, devo scrivere dei problemi a seconda della portata d'acqua, e cioè se le precipitazioni sono troppo abbondanti oppure se c'è la secca. A seconda di quello, con tutti gli equilibri, le centrali idroelettriche che diceva Ivan, il bacino del Corlo che è su, certo, che deve svasare Insomma, c'è una gestione veramente complicata di questo ecosistema, e poi ci troviamo come in questi giorni in cui assolutamente siamo in situazione di magra, non si può più di tanto usare l'acqua per annaffiare. Anche perché abbiamo una ineducazione totale, una controcultura sull'acqua, sulle riserve idriche che è spaventosa. Sì, pensiamo che sia eterna l'acqua, infatti, per carità. Non sappiamo accumularla poi. Durerà ancora per millenni, ma bisogna assolutamente gestirla in modo E poi curato. dopo sembra quasi una stupidaggine, ma il Brenta e soprattutto la Brenta è una musa ispiratrice per la ciclopista del Brenta, visto che si parla di ciclismo. Monaco di Baviera potrebbe essere veramente congiunta per le due ruote a Venezia, e pensate, 5 milioni di turisti potrebbero tranquillamente frequentare questa ciclopista, facendo alzare il PIL. A me fa alzare la febbre perché non ci pensiamo, però farebbe alzare di molto il PIL, il prodotto interno lordo, se si parla di 5 milioni di cicloamatori, sarebbe qualcosa di fantastico. Un applauso, grazie a me. Passiamo di nuovo con Paolo Gobbato, chissà che gli vada bene anche a lui la sua coppia. Non è ancora uscita fuori la tua coppia, sei là che sta... Però c'è un po' di eccitazione. Il microfono ce l'hai? Vado io, faccio tutto io qua dentro, dai ragazzi, ce la facciamo, ce la mangiamo. Ecco, Svizzera. Ecco, Svizzera, e sono due nomi che non abbiamo, perché sono ancora da... È Marvulli che li porta, quindi sappiamo. Saranno due gregari suoi. Quindi è capitato alla SIA, saranno due gregari di Marvulli. Fiat. SIA, lo sponsor SIA. Bene, un applauso alla SIA. Altro giro. Quante ne mancano di coppie, ragazze? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, siamo già moltini. Vediamo altro giro di coppie. Straordinaria sta cosa qua, per chi è appassionato di ciclismo su pista, chiaramente. Almeida Trillini. Coppia argentina giovane. Lago Le Bandie. Lago Le Bandie, d'altronde, Lago Le Bandie, quella meravigliosa situazione che è poco sfruttata ultimamente nel ciclismo. A me sa cosa spiace, Carlesso, che non abbiamo più fatto da 12 ore. Era una manifestazione meravigliosa. Si potrebbe riprendere quella lì. Remo credo che potrebbe essere disponibile, non so. Io trovo che sia stata una bellissima kermesse da 12 ore alle Bandie, questo, che cosa dire, un'oasi. Beh, una bomboniera veramente da sfruttare. Dai Remo, tiraci su, facciamo un'altra volta da 12 ore. È una cosa meravigliosa. Questa che coppia è? Coppia argentina, di giovani. No, diciamo i svizzeri o Trillini. L'ultima, Trillini, sì. Trillini sono due ragazzi argentini, li ho visti ieri sera a Firenzuola, vanno benino, due ragazzi che hanno la prima esperienza internazionale. Quindi. Benissimo, un applauso a loro. Passiamo di nuovo con un'altra, stringiamo i tempi ragazzi perché sennò veramente è il sole ci mangia le ore. Quasi in zona Cesarini. Passiamo, ma che belle ste madrine, eh? Noi abbiamo preferito delle madrine non stagionali, non mica sono vecchi, sono dei bocciuoli, guarda che belle che sono. Però no, perché noi crediamo ancora nel valore della, insomma, qua mi sto incartando, non si può dire, ma... Lenzi Alberio. Grotte di Olero, Ivantino. Lenzi Alberio mi pare un bel corridore.
quello che dicevo prima, che mi sono sbagliato con Albor. Sì. Alberio sta rivenendo su, ha avuto problemi l'anno scorso, si è rotto un dito su una ruota, è entrato sulla ruota con un dito e poi si è un po' perso, è passato di categoria, però non ha fatto niente, poco. Sta ritornando con una grossa squadra di ben fatto, di team idea, quindi... Può essere una bella soddisfazione. Sei contento? Dai, gli diamo un po' di pane soppressa. Andiamo avanti. Chi era lo sponsor? Altro giro. Straordinari per i nostri operatori che devono stare là a girare intorno. Ceola Osellin. Rem Device. Oh, Rem Device, visto Paolo Gobbato, come Ceola e Osellin? Italiano su pista da junior, Osellin è un esperto che ha corso alla terza di Pordenone, corre con la Opla, squadra toscana, quindi coppia buona, buonina insomma. Quindi puoi essere molto contento, un applauso. Altro giro. Io vorrei che inquadraste Romano Cornale, c'è una faccia di uno che c'ha, ecco, ma contento, ma... Sì, gli hai pescate tu, bravo, dopo andiamo a dire. È la sinergia della Valbrenta. Andiamo avanti. Ah, che cappero dei... Andiamo, mettimi giù il microfono, se no mi arrabbio. Ah, sì. Allora. Pirini e Borakovčić. Mamma straniera. Vabbè, la mamma ci frega poco. Cioè, mamma straniera. Fatemela ridire. Voglio ridire. Cos'è? La mamma straniera? Sì, la mamma deve essere polacca, ucraina. Ah, ma lui è italiano? Sì, adesso è italiano. Sì. Pirini è stato campione italiano su pista, quindi... Una bella coppia. Abbinata a? Corre con la La maglia della Traffic Technology. Traffic Technology, un applauso ai nostri amici che danno una mano ai familiari e vittime della strada, se la sono meritata. Altro giro. Al sindaco di... No, Romano ha già dato, il sindaco. Va bene, non importa, dai, fai ancora. Ne mancano ancora 3. Sì. Siamo proprio giusti perché siamo... 5 minuti ce li danno ancora. Questo è buono. Avanti. Prendi un'altra coppia, Romano. Bolzan Stojkovic. Abbinato alla? Maglia dell'Avi. Avi. Coppia Friuli. Va benino. Vabbè, niente di che questo qua. Avi si è preso un po' vabbè, mica che possiamo vincere tutti i numeri 1, che vuoi fare? Marcolina Tedeschi. Questo è buono. Maglia... Infatti. Posso? Sì? Maglia della Vicenza è. Vicenza è, questa è buona come coppia. Marcolina è accoppiato a Perez a Pordenone, quindi è un ragazzo che l'anno scorso è andato molto forte. L'ho premiato accoppiandolo un grosso corridore. Raffaele, mi pare delle coppie fino adesso veramente straordinarie. Ben scelte. Ben scelte. Andiamo. L'ultima coppia, vediamo chi è che manca. Manca Begalli e Levighi. Essere quelli, Trovati? Un applauso alla Sofia che termina il suo lavoro. Grazie, bellissima Sofia. Figlia della Franca, per cui chiaramente per cui diciamo vogliamo delle donne non attempate ma mature, insomma, ecco. Che poi Begalli Levegni. Begalli Leveghi. Toscano è un trentino, mi ha fatto l'abbinamento per la lingua. Sì, No, è una coppia di ragazzi giovani, si può pretendere molto. A chi è abbinata? Gruppo Mosole. Gruppo Mosole, un applauso allora a Remo che sarà sicuramente contento. Io vorrei far alzare quelle 2 madrine di quest'anno della 3 Serie dando l'appuntamento dal 19 al 21 di luglio proprio a Bassano del Grappa, quindi il tondino più famoso del mondo, ma ricordiamoci che la serata inaugurale ci sarà la presentazione delle squadre giovanili per chi volesse e avesse il piacere di venire a trovarci, quindi noi saremo ben lieti di ospitare tutte le vostre casacche con i vostri sponsor e i vostri ragazzini, perché è una cosa che ci sta. Allora, l'ultimo la chiudo con te, Felix. L'appuntamento subito dopo è per la Bassano Montegrappa. Sì, 29 luglio. Sì. Domenica 29 luglio alle ore 10:30 con partenza da Bassano del Grappa, Piazza Libertà, 70ª Bassano Montegrappa. Dimmi tu. Sempre il 29 luglio, dopo la Bassano del Grappa, c'è il Palio delle Zattere a Vastagna alle ore 15. Là bisogna andarci.
Felix, in chiusura, te lo dico in diretta così non puoi dire no, mi dai qualche uomo per darci una mano a questa 3 sere che abbiamo tanto di bisogno? Come già abbiamo fatto, c'è sempre spazio per collaborare. Grazie infinite, un applauso al fair play del Veloce Club Bassano con Perisanatta, grazie a Sergio Bianchetto per essere stato con noi, grazie a Tic, ti vorremmo vedere sul prato del velodromo. Ci saremo. Grazie Adriano. Con te l'appuntamento da speaker perché si torna, noi abbiamo voluto riportare tutti i vecchi saggi, che sennò poi dopo il grande Raffaele Carlesso dice vecchi si incazza e no. Raffaele, è stato un piacere averla qua e l'aspettiamo anche noi al velodromo Rino Mercante. Ci sarò. L'appuntamento quindi è dal 19 al 21, ricordiamo la lunga diretta di sabato, 3 ore di diretta via satellite sul canale 642 per quanto riguarda il Veneto e 610 per quanto riguarda il Friuli, Treviso 1, 3 ore di diretta a tutta sabato sera, dalle 20.30 alle 23.30. Grazie, arrivederci a tutti.